Amici bellini, noi siamo tornati. È stata una lunga notte, ma noi saremo più forti di questo, di quello, delle sentenze, dei giudici, dei giudicetti, dei giudichini, dei cavilli e dei chiavelli, perché noi siamo forti. La comunità è forte e io vi vedo che state aiutando anche il canale a rispondere alle menzogne, alle fake news e alle solite storie. Quindi lasciate dei like perché i dislike stanno aumentando, ma questo è proprio il rumore dei nemici, ci piace, ci piace. Lasciate il like che cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Insomma ragazzi, lo avete visto nella thumbnail, io mi onoro di avere quest'ospite specialissimo per il video di oggi, perché se si parla di tattica è un conto e io vi invito a scaricare OneFootball, link in basso in descrizione, dove praticamente ci aiuterà l'app a fare un video domani dove noi faremo un recap delle partite, parleremo di calcio, io farò un bel video approfondito su quello che il Napoli ha fatto e non ha fatto, gli errori eccetera eccetera, ci faremo aiutare dall'app e parleremo, insomma, perché siamo arrivati alla sosta, è bene tirare delle prime conclusioni su quello che si poteva fare meglio, su quello che si è fatto bene o meno, e insomma, domani parliamo di calcio di nuovo. Questo video invece è per chiudere, almeno finora, la questione giuridica che a me mi puzza, ma lascio la parola a chi ne capisce, a chi lo fa per mestiere, perché io, musica, ok, tattica, sto studiando, giurisprudenza no, giurisprudenza, parola a chi ne capisce. Vai. Amici bellini, è un onore e un privilegio oggi potervi presentare il giudice Picardi, Alberto Maria Picardi, consigliere della Corte d'Appello. Insomma, chi meglio di lui ci può spiegare anche nello specifico certe cose che non ci sono ben chiare e quindi ce le facciamo spiegare. Ti ringrazio, Alberto, io ti sto dando del tu perché... Stai bene? Ma Al di là, perché diciamo, mi hai costretto e quindi mi viene di darti del tu in questo momento, ma noi, al di là adesso della fede, parliamo proprio nel merito. certo. Ed entriamo nel merito. Mi faccio aiutare anche dagli atti che ho scaricato dal sito della federazione e mi comincia a sembrare già strano questa premessa dove loro dicono preliminarmente vogliamo ribadire il principio del collegio di garanzia dello sport del CONI e cominciano a parlare di merito sportivo, di lealtà, che il Napoli non avrebbe rispettato questo principio. E poi dicono teso a precostituirsi per così dire un alibi e mettono questo alibi tra virgolette. Mi sembra un po' strano anche l'utilizzo delle virgolette, mi sembra quasi una cosa non ufficiale, ma perché non ho mai letto un atto del genere. Che mi dici su questa cosa qua? Sembra quasi che loro dicano non andate al CONI perché è la stessa cosa. No, non è che non dicono andate al CONI, loro utilizzano queste virgolette, questi frasari anche un po', anzi volutamente allusivo, perché ovviamente non possono scrivere in sentenza, anche perché non hanno le prove, sia ben chiaro, hanno soltanto qualche elemento da cui loro desumono una volontà, diciamo, di preordinato inadempimento, si dice tecnicamente, del Napoli, che prima, diciamo, della decisione vera e propria, secondo loro, dell'autorità sanitaria, già non voleva partire. Ecco, quindi sono delle terminologie un po' sibilline, perché sono allusive e non possono dire troppo perché altrimenti rischierebbero realmente una denuncia per diffamazione, se non addirittura per calunnia. Però da parte del Napoli, e io ti dico a questo punto anche da parte dell'autorità sanitaria. Esattamente. Mi spiego meglio, cioè alludere ad una preordinata volontà di non partire e già il giorno prima della decisione di quella che loro ritengono essere la vera e unica decisione di interdizione alla partenza, che la dico in maniera più semplice per farci capire, di divieto alla partenza, presuppone il non detto di questa frase è già avevano deciso e già stavano facendo in modo di non partire. Come facevano a fare in modo da non partire se non compulsando l'autorità sanitaria?
E se questo poi non è l'accusa grave. intervenendo, e questa è l'allusione, questo è il sottinteso che è molto grave di questa sentenza. Nel momento in cui tu fai di tutto preordinatamente per non partire prima che si verifichi la forza maggiore, fare di tutto per non partire e predisporsi quindi già prima dell'ordine delle interdizioni dell'autorità significa necessariamente prendere contatti con l'autorità sanitaria e fare pressioni, fare obiettivamente pressioni, perché poi insomma fare di tutto per non partire significa convincere. Esatto. Convincere, io dico solo questo, non dico altro, convincere l'autorità sanitaria a scrivere quello che loro vogliono. Il E quindi che... voglio dire, se così è, ecco perché è un linguaggio allusivo, Ecco perché mettono ma io dico virgolette anche, e se ne ma ecco escono. perché mettono virgolette, perché ovviamente questo, oltre ad essere se fosse vero questa cosa, oltre ad essere una condotta fortemente scorretta dal punto di vista proprio dell'etica sportiva, Certamente. perché tu insomma in qualche modo orienti le decisioni delle pubbliche autorità non rispettando un protocollo da te condiviso come squadra e come Lega per tutelare i tuoi interessi di squadra o i tuoi supposti presunti interessi di squadra, che secondo la tesi ovviamente di questi giudici sportivi, sono il non partire tenuto conto della situazione di positività di alcuni giocatori e quindi del rischio che avrebbero avuto di non presentare la squadra nelle migliori condizioni. Quindi questo poi è la sarebbe tesi. il movente, perché nel momento in cui il Sì. Napoli è anche in forma e Gattuso lo dice chiaramente che noi volevamo andarcela a giocare adesso, che loro sono ancora in confusione, non si capisce il perché poi il Napoli avrebbe dovuto trarre vantaggio dal non andare. Sì, questo poi è la cosa che è veramente assurda, cioè, vabbè, a parte le dichiarazioni che ci sono state di Gattuso, ma sinceramente adesso io non parlo da tecnico, parlo da tifoso, da esperto, da esperto no, tu sei esperto, da appassionato di calcio, ma voglio dire, noi abbiamo visto tutte le condizioni della squadra, soprattutto in quel periodo, che poi sfociate poi nella vittoria con l'Atalanta, Esatto. e di contro le condizioni della Juventus, cioè la Juventus è ancora una squadra di fatto in formazione, Riconosciuto da tutti a livello nazionale. quindi, Non lo diciamo noi. mi sembra veramente. Però dicevo, tornando invece sull'aspetto tecnico, poi ecco, in sostanza la motivazione è brutta proprio per questo, perché si assume che il Napoli abbia in qualche modo abbia realizzato delle condotte molto scorrette, se non addirittura di altro tipo, cioè anche in astratto anche penalmente rilevanti, Certo. per influenzare la decisione della pubblica autorità allo scopo di tutelare i propri interessi, che in quel momento erano il non disputare una partita nelle condizioni di assenza di alcuni giocatori. Questa tesi, che loro la ricaverebbero poi essenzialmente da degli elementi che a parere mio sono del tutto neutri, I cosiddetti indizi. cioè indizi, chiamiamoli, ecco, detti proprio, io sono giudice penale, ecco, utilizziamo proprio il termine indizio che è tipico del giudice penale, cioè questo disprenotare il viaggio di partenza in aereo il giorno prima, o addirittura, questo è un elemento che è emerso solo in questa sentenza di appello, perché in primo grado non l'avevano detto, addirittura sembrerebbe che avessero anche annullato i test che sarebbero stati fatti il giorno dopo. Sul primo elemento, il primo elemento è veramente evanescente. Il non prenotare un viaggio il giorno prima in aereo a Torino non significa assolutamente nulla, non puoi ricavare una volontà implicita di non partire già prima della decisione, perché sappiamo tutti bene che in aereo ci si può arrivare in un'ora, basta arrivare lì anche addirittura 45 Anche minuti dopo 9:30. l'inizio programmato della partita, assolutamente. Però questo elemento che non c'era da parte dei giudici di primo grado, che è quello di aver annullato i tamponi che in base ai regolamenti e anche lo stesso protocollo devono essere fatti a 8 ore prima dall'inizio della partita, mi pare 4-5 ore prima dall'inizio della partita.
e quindi annullare la programmata diciamo, attivazione dei tamponi il giorno dopo è sicuramente un elemento un po' più pesante, voglio dire, nell'individuare una volontà di non partire. Certo. Ma i problemi qui sono due. Punto uno, che non preordinarsi a non svolgere una prestazione dovuta prima dell'intervento di interdizione della pubblica autorità non è una causa di esclusione della forza maggiore. Cioè, questo è il punto che mi interessa. Questo è un elemento tecnico che praticamente tu hai spiegato bene anche alla radio ufficiale. Sì. È una cosa praticamente che del diritto nella giurisprudenza non si è mai sentita, che non esclude. Quindi se anche noi volessimo assumere che il Napoli voleva a tutti i costi non giocare, ha fatto di tutto, nel momento in cui arriva l'impedimento reale, la forza maggiore esiste e la volontà precedente non dovrebbe avere... Non rileva, ma questo è pacifico, ripeto, in millenni di giurisprudenza, e questo che è grave, mi permetto da punto di vista tecnico, io poi sono un tecnico e quindi parlo proprio dal punto di vista giuridico, cioè la sentenza fa una premessa, premette un principio di diritto che crea lei, cioè dice questo giudice di primo grado, e poi confermato e ancora più valorizzato dal giudice di appello, che si basa solo su questo e non su altro, che pure il giudice di primo grado. Secondo, ripeto, questo principio teorico, che poi viene applicato al caso di specie, il preorganizzarsi a non adempiere a una prestazione dovuta impedirebbe al privato, all'obbligato, si dice in diritto civile, di avvalersi delle sopravvenienze, si dice tecnicamente dal punto di vista giuridico, cioè di avvalersi poi di quelle vicende impeditive cogenti, cioè che non dipendono assolutamente da te, che impediscono poi per divieto, per ordine di autorità, la prestazione dovuta. Nel momento in cui tu ti predisponi prima, non puoi avvalerti della forza maggiore, e questo è quello che ha detto. Ma questo principio, penso di essere stato chiaro, questo principio è creato, nasce e muore, come hai detto tu nella sentenza, nell'intervista, nasce e muore in queste due sentenze. Cioè non esiste nessuna massima di giurisprudenza italiana, mondiale, della storia, una affermazione simile, cioè predisporsi a non adempiere per prepararsi ad un intervento favorevole della pubblica autorità non significa in alcun modo non a potersi avvalere di una causa di forza maggiore, perché la causa di forza maggiore è una circostanza esterna ed oggettiva, si dice giuridicamente, che prescinde completamente dalla volontà, dalle intenzioni, dagli interessi, anche dalle condotte più o meno scorrette, più o meno scorrette. Questo è il senso che io ho voluto dire. Quindi il principio, quindi voglio dire, per tanti motivi questa motivazione, ma entrando nel tessuto motivatorio, cioè entrando nel percorso logico, nella logica che ha fatto il giudice di appello e anche il giudice di primo grado, vogliamo dire, cosa ripeto assolutamente tutta da dimostrare, che soltanto la domenica c'è stata la forza maggiore, perché soltanto la domenica ci sarebbe stato questo provvedimento chiaro che vieta espressamente ai giocatori del gruppo squadra di trasferirsi e di andare via dal loro domicilio, cosa assolutamente, secondo me, non vera, perché l'ordine già esisteva fin dall'inizio. Ma ripeto, vogliamo dire che questa è la forza maggiore. Entriamo nella motivazione, entriamo nella logica del giudice di appello e di primo grado. Io vi dico che pur entrando in questa logica di appello di primo e secondo grado, non sta in piedi dire che un privato che pure secondo te maliziosamente si preordina e si prepara a non adempiere non possa avvalersi della forza maggiore, perché la forza maggiore, ripeto, è un istituto che ha valenza in natura oggettiva, non quindi presuppone una condotta ed una etica anche sportiva del singolo obbligato. Penso di essere stato chiaro. Chiarissimo, assolutamente chiarissimo, e si evince, e questa è una, diciamo, la considero quasi un'escusatio non petita,
una sorta di contraddizione in termini, quando loro prima ricusano completamente, questo non è il termine giusto, ma dicono negano, ecco, negano la forza maggiore in primis, dando la causa negando la forza maggiore perché il Napoli dimostra la volontà, dopodiché confermano l'esistenza della forza maggiore, ma dicono, visto che voi non volevate partire già, la forza maggiore viene a cadere, e quindi si inventano un momento di diritto che in anni di giurisprudenza non si è mai visto. No, si inventano, e poi ti dico anche questo, ovviamente in maniera il più possibile semplice, si inventano questo principio inserendo nella sentenza un istituto che non c'entra proprio niente, che questo istituto di cui ti parlo è il diritto penale. Quindi, mentre la causa di forza maggiore è un istituto che riguarda tutti i diritti del mondo e di tutti i settori del mondo, civile, penale, sportivo, tributario, vabbè, lasciamo perdere, l'actio libera in causa, che è un termine latino, è un istituto che è nato già dai tempi del diritto romano, anche questo, ma nel diritto penale, non nel diritto civile. E che vuole dire, cioè loro sostanzialmente, il giudice di appello ha detto: voi vi siete predisposti a non adempiere, non potete avvalervi, così come avviene per coloro che nel diritto penale si predispongono a commettere un delitto in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Mi spiego: io voglio uccidere una persona, però voglio andare esente dalla condanna. Esatto. E per evitare questo io mi drogo, mi assumo una sostanza allucinogena potentissima che annulla completamente le mie capacità di intendere e di volere, e in questo modo io uccido quella persona e poi vado esente da responsabilità penale perché sarò dichiarato infermo di mente. Poi che cosa fa? Applica quell'istituto completamente diverso, che ha natura poi soggettiva, cioè che attiene alla persona, per considerarlo come un principio applicabile ad una circostanza, chiamiamola così, che è un ordine della pubblica autorità, che ha natura oggettiva. Quindi penso di essere stato chiaro. Chiarissimo. In pratica mischiano anche due piani completamente diversi che non possono essere comparabili, e questa è anche una cosa che mi viene in mente adesso, è un po' il concetto della giustizia sportiva, che si mette su un piano diverso rispetto a quello che è la giustizia ordinaria, e vogliono insistere nell'essere esenti da quelle che sono le leggi di Stato e quindi le leggi di diritto, e dicono: noi abbiamo fatto il nostro protocollo, voi dovevate rispettare il nostro protocollo a prescindere. Poi se tu andavi in penale perché diventava, che ne so, pandemia colposa, non so adesso dove si poteva andare violando l'espresso... No, innanzitutto c'era un ordine della pubblica autorità, quindi c'era una contravvenzione che esatto. in ottemperanza un ordine della pubblica autorità. Poi se nel frattempo qualcuno era positivo, addirittura si poteva, ripeto, ipotizzare un'epidemia colposa, quindi certo, un reato che arriva anche a 5 anni di carcere, che è ben chiaro. Va bene, Alberto, io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo, sei stato preziosissimo e chiarissimo, e gli amici bellini del canale apprezzeranno tantissimo. Come mia conclusione, loro partono dal preliminarmente e parlano di lealtà, e loro chiudono insistendo con la lealtà, quindi non solo negano il ricorso eccetera eccetera, chiudono anche insultando, facendo delle illazioni veramente brutte e vergognose, dicendoci che noi siamo stati sleali, cioè noi vogliamo giocare e siamo stati noi sleali, una roba incredibile. Sì. E aggiungo i casi di questi giorni dove le ASL fermano i giocatori che stanno andando in nazionale e i giocatori non vanno. I giocatori di Fiorentina, Roma, Lazio e Sassuolo non sono andati in nazionale. Come la mettiamo? Potrebbero dire, un ipotetico giudice che fa questa sentenza potrebbe dire, sono discorsi diversi, perché io non ho disconosciuto la forza maggiore, ho detto che tu ti sei comportato scorrettamente prima della forza maggiore, mentre invece questi qua, il cavillo è questo, mentre invece questi qua si sono comportati bene, hanno fatto quello che dovevano, erano in bolla, a un certo punto stavano per partire, prima di partire, qui non è che hanno disprenotato, come hanno fatto il Napoli, prima di partire hanno avuto l'ordine dell'autorità, che è chiaro,
mentre invece nel caso del Napoli, oggettivamente, questo è da dire, Valerio, io le ho lette le ordinanze. Hai Le letto ordinanze anche la erano poco prima? chiare. Perché io la prima non sono stato... Sì, sì, la prima era molto molto generica. La Ok. prima diceva io individuo le persone che devono stare in isolamento fiduciario. Da lì poi sono partite una serie di interlocuzioni, addirittura all'inizio con una risposta dicendo a noi non compete, una risposta dovuta, sia ben chiaro, anche questa poi è stata, non ne ho parlato, ma anche questa è stata completamente strumentalizzata dal giudice sportivo sia di primo grado che di secondo grado, per dire che non era un ordine cogente, qui non era la forza maggiore prima di quel provvedimento della domenica, va bene? Che poi in realtà non è un provvedimento ma è un chiarimento ad un precedente provvedimento, quindi voglio dire anche dal punto di vista tecnico non sta in piedi, perché una cosa è un nuovo provvedimento, una cosa è l'interpretazione di un precedente provvedimento, E lo ha confermato sì, anche D'Amore della Napoli Nord in altre interviste. Quello è stato solamente un chiarimento, noi avevamo già vietato il movimento dei giocatori. Sì, e infatti questo dicevo, quindi già l'hanno detto proprio loro questo discorso, quindi non mi puoi più venire a dire che è solo chiaro. quello il provvedimento cogente. Devi dire se quel provvedimento iniziale, alla luce anche dell'interpretazione data successivamente dall'autorità sanitaria, sia o meno un provvedimento che determina la forza maggiore. Non puoi dire artatamente inizialmente non c'era perché il provvedimento non diceva espressamente di non partire e poi c'era, perché ripeto, quello che è dopo non è un provvedimento e questo l'hanno chiarito, a parte che si evince perché un'interlocuzione a livello di email, rispondendo alla sua chiarisco che, quindi già se si legge letteralmente il contenuto di questi provvedimenti ci si accorge che è un chiarimento e non un nuovo provvedimento, ma quando anche tu non voglia stare ad una lettera del testo, e già questo è grave perché tu non puoi discostarti innanzitutto dalla lettera del testo, poi dopo la puoi interpretare, ma la prima cosa devi leggere quello che hanno scritto per interpretare, ma ripeto ci sono poi gli interventi, come hai detto tu, di D'Amore e di altri dirigenti che hanno poi chiarito che è un'interpretazione, ma ripeto, ma poi volevo dirti questa cosa del passaggio motivazionale, anche questo fatto, cioè noi riteniamo che i provvedimenti iniziali non vietassero la trasferta, la dico in maniera molto semplice, perché non era espressamente detto, ed anche perché nelle interlocuzioni iniziali c'è stata un'espressa lettera di risposta, sempre a chiarimento, in cui l'ASL dice tu mi chiedi come vogliamo portare alla luce del protocollo, io ti rispondo che noi non ti possiamo dire nulla su come ti devi comportare sul protocollo, perché non è di nostra competenza. Ti faccio un esempio stupido per fare la comparazione. Io, privato cittadino, vengo messo in isolamento dal medico, dall'ASL, e ti dico, ma come mi comporto mo col mio datore di lavoro che non posso andare? E quello ti risponde, ma questo non è... Non sono problemi miei, non è un mio problema. Cioè, quello ti ha detto, non ti ha detto, no, tu comunque ti devi applicare... Noi non possiamo dirti nulla su quello perché tu ti devi comportare come previsto e non lo devi venire a dire a noi. Non ha detto questo, ha detto solo con riferimento alla sua richiesta di chiarimento. Noi non possiamo dare alcun tipo di indicazioni perché non appartiene alla nostra competenza. Punto. Non significa come ha voluto dire il giudice di appello, in realtà anche da questa risposta si capisce la natura non vincolante, non prescrittiva dei primi ordini. No, è completamente pretestuosa questa cosa, penso, però ripeto, c'è poco da fare, poi nel caso se vuoi ti rispondo anche sugli esiti futuri, se mi fai questa domanda. Ma ci siamo perché a questo punto la chiosa è: il Napoli andrà al CONI e poi se il CONI dovesse rifiutare, cioè dovesse confermare la sentenza, si andrà al TAR. Sì, si andrà al TAR e al Consiglio di Stato eventualmente. Io ti dico la verità, sono molto oramai pessimista. Cioè, allora ti spiego tecnicamente, il CONI è una sorta di corte di cassazione del giudizio sportivo. Mi spiego ancora meglio. Il Napoli potrà fare ricorso al CONI solo per questioni e motivi di diritto, cioè di non applicazione corretta del diritto sportivo e statale da parte dei giudici di primo grado, in questo caso del giudice di appello, quindi da parte del giudice di appello. Quindi i margini di intervento del CONI sono veramente limitati, o nel caso di specie, e soprattutto non può
il giudice del CONI, non può il CONI fare una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta da lui. Quindi il CONI è come la Corte di Cassazione che di fronte a un fatto penale, un'ipotesi di reato, ecco io parlo da giudice penale, ricostruita dai giudici di merito, si dice, cioè il primo grado e appello, dà per buono, perché per legge deve dare per buono il risultato dell'accertamento, anche se magari sono state utilizzate male o in maniera non condivisibile le prove. La Cassazione del calcio, che è il CONI, non potrà dire hai sbagliato in fatto, perché comunque insomma su questi aspetti che attengono alla ricostruzione del fatto non può intervenire, quindi potrebbe intervenire soltanto nel caso di violazione di norme di diritto, e qui ripeto non è un problema di violazione, sì, potrebbe intervenire sul concetto di forza maggiore, quello che io ti ho detto, ecco perché diciamo il margine potrebbe essere nel dire tu hai sbagliato a interpretare il diritto, non il diritto sportivo, in generale, il diritto in generale, quando dici che la causa, che esiste una causa di esclusione dall'applicabilità della forza maggiore per condotta scorretta, preordinata, artificiale. Ma io ti dico la verità, sono molto scettico, perché quando ci sono due decisioni così forti è difficile che il giudice sportivo vada di contrario avviso ritenendo che il diritto da applicare sia stato sbagliato. E quindi in conclusione, se si arrivasse poi al quindi TAR... si arriva al TAR, il TAR purtroppo secondo questi nuovi orientamenti, non è materia perché sono un giudice penale, però qualcosa ne capisco, qualcosa leggo, in base alle nuove normative e ai nuovi orientamenti anche dalla Corte Costituzionale, sembrerebbe che si può attivare innanzi agli organi di giustizia statale, che sono il TAR e il Consiglio di Stato, ma solo per quanto riguarda i profili risarcitori, e quindi senza che il giudice, tra virgolette, ordinario, perché in realtà è un giudice speciale, un giudice TAR, comunque un giudice non sportivo, senza che il giudice non sportivo possa intervenire su quelle che sono quello che è chiamiamolo il risultato sportivo, per esatto, quindi praticamente cioè non ci possono far rigiocare, però se arriviamo quinti giocare, non solo non potrebbe, c'è tutto ciò che attiene al risultato sportivo, quindi la classifica, esatto, il punto in più, in meno, la conseguente qualificazione alla Champions League, se non addirittura la vittoria dello scudetto, sono tutte diciamo decisioni, e secondo, ripeto, questo orientamento non possono aspettare, quindi si potrebbe arrivare all'assurdo che questi 4 punti potrebbero essere determinanti, oltre che per la vittoria dello scudetto, potrebbero essere determinanti anche per la conquista di un risultato come la qualificazione in Champions League. E quindi sono i soldi che tu prendi, che avresti allora, preso. Ecco, la mancata qualificazione in Champions League per effetto di una decisione errata, validata come errata dal TAR o eventualmente in estremista dal Consiglio di Stato, secondo questi orientamenti non potrebbe essere corretta con l'attribuzione in sostituzione degli organi sportivi del punto rimosso o dell'ordine in luogo degli organi sportivi, dell'ordine a svolgere questa partita. Certo. Detto questo, però, ti dico, io la speranzella ce l'ho. Cioè, allora, 98% il CONI conferma. Sì. Doppia conforme si dice dall'acquisto giuridico, è ben difficile la Corte di Cassazione, a meno che, ripeto, non ci sia una chiara manifesta errore giuridico, è difficile. Sono stati ben attenti. Quindi assolutamente, ma poi sono comunque giudici che cioè, non si discute la valenza di esperienza, assolutamente. Stiamo parlando di esperienza, hanno fatto un provvedimento tecnicamente, ripeto, dal punto di vista logico inattaccabile, ma è il loro lavoro, sono giudici di alta competenza, io non avevo dubbi su questo. Però ripeto, quindi CONI no, assolutamente, da parte del TAR, ripeto, profili risarcitori, io però, ripeto, una speranzella ce l'ho, perché questi orientamenti, c'è anche un intervento della Corte Costituzionale, adesso non voglio andare troppo nel tecnico, ma dicono di regola, ecco, diciamo così, di regola il giudice amministrativo non può intervenire modificando il cosiddetto risultato sportivo, di regola. Ok? Il concetto di regola significa che ci possono essere delle eccezioni. Allora, io mi domando se
il giudice TAR dovesse intervenire prima della attribuzione del risultato sportivo per effetto di questi interventi del giudice, quindi pure penalità e per sconfitta a tavolino, se può intervenire dal punto di vista della tempistica prima di quelli che sono gli effetti di queste decisioni in termini di qualificazione Champions, in termini di eccetera, eccetera, io credo che possono esserci dei margini perché il TAR possa sì riconoscere il risarcimento e nell'ambito di quello che si dice tecnicamente essere un tentativo di risarcimento in forma specifica. Io non ti do l'equivalente del cellulare che mi hai rubato, ma ti ricompro il cellulare. Sì. Allora, quella è una forma di risarcimento in forma specifica, cioè non darti i soldi per comprarlo, ma ricomprartelo proprio. E quindi ora, se noi ragioniamo in termini di risarcimento, ma di possibilità di risarcimento in forma specifica, quindi maggiormente satisfattoria delle esigenze della società, che non è tanto quella dei soldi o non solo quella di avere i soldi per il danno di immagine, ma quella di avere un riconoscimento in termini di risultato sportivo e di qualificazioni, eccetera, eccetera, certo. Piazzamento, eccetera. Io posso ipotizzare che il TAR ordini al giudice, alle autorità di Lega Calcio, la Federcalcio, cioè le autorità sportive, ordini di ripristinare il punto di penalità e di svolgere la partita. Quindi io ipotizzo anche la possibilità, come forma, ripeto, di risarcimento in forma specifica, che possa anche intervenire con un ordine all'autorità sportiva federale e poi a quel punto bisognerà vedere, ma questo è un fatto puramente giuridico, se l'autorità sportiva sia obbligata, in base ai principi di separazione e di autonomia sportiva, obbligata ad ottemperare un ordine di un altro giudice. Esatto. Questo poi, ecco, si aprirebbero degli scenari che potrebbero addirittura coinvolgere la Corte di Cassazione a sezioni unite, cioè non ti dico che casino che si potrebbe venire a creare. Con polemiche poi successive, perché certo. Sì. Alberto, non potevi essere più gentile ed esaustivo, io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo e per averci regalato questa conoscenza. Ti ringrazio Valerio, sono comunque cose un po' noiose. No, vabbè, io mi sto appassionando addirittura perché non capisco certe dinamiche, adesso le capisco meglio, alcune cose ancora non me le spiego, come per esempio la giustizia decida di far finta che la giustizia ordinaria non valga più della loro, purtroppo ne prendiamo atto visto che è una cosa privata il calcio e andiamo avanti che siamo comunque forti quest'anno. Se restiamo sul campo, bravo, hai detto bene, restiamo a questo punto. Io dico questo, ma al di là dell'aspetto tecnico mi permetto di chiudere in questo modo. Sì. Questa deve essere una... Allora, se ti ricordi, dopo la sconfitta a tavolino, il Napoli è andato a giocare dopo la penalità, è andato a giocare con l'Atalanta col sangue agli occhi. Sì, vero. Ti ricordi? Anche per dimostrare, allora io ti dico questo, cioè Gattuso riuscirà attraverso questa decisione a dare una carica ancora maggiore alla squadra del Napoli. Il Napoli sarà incaricato a pallettoni la prossima settimana per dimostrare sul campo il suo valore e dire nonostante voi, noi vinciamo lo stesso. Questa è una cosa che un motivatore come Gattuso, oltre che un tecnico come Gattuso, secondo me applicherà alla grande. Vedi quello che ti dico? Assolutamente sì. O almeno spero. Ci speriamo tutti. Grazie ancora 1 miliardo di volte. Ciao, grazie a te, veramente complimentissimi, sono un tuo fan, ecco, te lo dico sinceramente, lo dico pubblicamente, lo sai, apprezzo moltissimo i tuoi interventi, sei una persona estremamente corretta e competente, lo voglio dire pubblicamente e non solo privatamente. Grazie mille. Ok, grazie. Ciao. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.